mi vorrei che qua che fosse la testimonianza dei tanti veneti che in questi giorni, in queste settimane, ha dato una dimostrazione grande, una dimostrazione di civiltà veneta. E allora, chi è il primo che vuol parlare qua? I coraggiosi? Orazio Scavassoni. Amici, ho il cuore che scioppa da gioia. Se ne dice a vedere da qua un mare di gente, un mare di bandiere. Ricordate, se può cambiare, se non cambiai, grazie a tutti voi altri, se tutto merito vostro, grazie. Buonasera, non occorre che vi dico che visti da qua si fantastici, non occorre. Mi volevo dirvi solo una roba. Dovresti ognuno di voi altri sentire un tintinnio. Ecco che il tintinnio è ciave che avevamo ciappai in man per verso sta gabbia. Siamo di andare fuori dall'inverno, se è aperta primavera veneta. Grazie signori, grazie a tutti. Ciao a tutti. Volevo a nome di tutti quanti ringraziare tutti i volontari che si sono dati da fare questi giorni per distribuire le buste. Credo che sia stata la testimonianza di come, se solo il popolo volesse, riesce a fare un qualsiasi rivoluzione. Non serve avere la gestione di un qualsiasi partito o movimento. L'abbiamo voluto, l'abbiamo fatto. C'è chi ha lavorato tutto il giorno, tutta la notte, c'è chi ha speso soldi, ma ci siamo riusciti. Ed è grazie a tutti, non è grazie a qualcuno in particolare, ma grazie a tutti. Di nuovo grazie. Fa uno che non ha mai parlato in paico. La più grande cosa che c'è stasera è l'unione di tutti i veneti. Questa è la grande impresa che ha fatto Busato. Busato, sei magico, ti devono adorare. Lui è modesto. Grazie a tutti e siete fantastici. Grazie. E ora sono una persona che ha portato a fare politica, Gianluca Busato. Qualcuno di voi altri mi conosce. Mi chiamo Rio Claudio. Non mi smentirò mai che a parola. Pointoni, che è il termine che io usa in maniera dispregiativa a certi cani che non si smentirò mai, perché ne conosce neanche l'origine del termine. Pointoni siamo e anche orgogliosi, perché? Perché il primo governo fatto da Crispi che ha messo a tassa sul macinato i veneti, e noi altri adesso che mettiamo a tassa il mondo per venire a Venezia. Un saluto particolare da Venezia. Quello che vi posso dire è che effettivamente stasera sto vivendo e stiamo vivendo una emozione straordinaria. Sta bandiera che ho qua è sventolava sul mio balcone già dal 1974 e è già stata segnalata dalla Digos perché non si poteva sventolare la nostra bandiera nella nostra piazza. Si passa 40 anni fioi e adesso con orgoglio agavemo e vogliamo vedere chi che ne dice tirea via. Viva San Marco! Per me è un'emozione grande, anche perché è un padovano che parla a Treviso. Vorrei domandare una roba ai televisione e un piacere a tutti quanti gli altri, perché è il regalo più bello che potevi farmi dopo 7 anni che insieme con Gianluca abbiamo cominciato questa avventura, e vorrei che ne facessi il regalo più grande.
e prego in televisione se puoi inquadrare il pubblico, vorrei che vi abbracciassi tutti quanti, perché siamo ritornati a essere veneti e è una roba più bella, perché siamo ritornati a essere un popolo, quello che nega cavà per tutti questi anni, abbracciare, perché si veneti. San Marco! 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 Vai, vai! Pacificamente, democraticamente e legittimamente. Questo è lo stile e la compostezza veneta. Un'ondata da oggi spazzerà il Veneto per mesi, alla fine non ci sarà più traccia di istituzioni italiane! Io vengo da Verona, no? Posso testimoniare che dai Lessini, dai monti della Lessinia, va bene, fino al mare, le lettere viaggiavano per i paesi, per le case. Quando sti montanari mi raccontano nelle malghe erano raggiunti dalla lettera e gli si spiegava cos'era, cominciavano a prendere il telefonino, a comunicare ai vicini, insomma tutti vogliono votare quello che non si fa e non si fa. Ormai per lo Stato italiano non si vuole più votare, ma si vuole votare per la libertà e per l'indipendenza. Fuori l'Italia dal Veneto! Fuori l'Italia dal Veneto! Fuori, 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 fuori. Oh! Fioi, Sei, Tosi, bellissima la nostra lingua, bellissima, i vari dialetti. Mi raccomando però, sto gonfalone che vedi, che sventolare con tanto orgoglio, sventolarlo sempre di più, perché è la bandiera di tutti gli altri veneti. Grazie! Io sono Aurora da Padova e voglio precisare una cosa. Quello che noi parliamo non è un dialetto, ma una lingua riconosciuta dall'UNESCO e dall'ONU. Quindi siamo orgogliosi, siamo una lingua, basta! Iniziamola a parlare attraverso le scuole, in famiglia, nelle piazze, che parlare veneto non è sinonimo di ignoranza. Siamo veneti, siamo veneti, capiamo da parlare la nostra lingua, basta! Che dire, grazie a tutti, grazie a ognuno di voi. In questo periodo sono stata in trincea come tutti quanti e il lavoro che sei riusciti a fare è qualcosa di straordinario. Grazie veramente infinite, perché non si sarebbe qua senza ognuno di voi. Grazie, ciao, viva San Marco! Fioi da Venezia è la capitale del Veneto, che non è come che vorrei italiani una città d'arte. Pazienza, se è una città d'arte, se ne faremo una ragione, ma è la capitale nostra dei Veneti. Volevo ricordarvi perché quel sigo che passa nei nostri cuori da dove che viene. Era il 1571, l'assedio di Famagosta. L'arcivescovo Aiazzone era di dire messa sulla piazza di Famagosta piena di gente
come stasera. E prima che Marco Antonio Bragadin facesse il suo discorso, e a gente da sola, senza che nessuno gli dicesse niente, e ha cominciato a sigare quel sigo che da 500 anni passa nei nostri cuori dei veneziani e dei veneti, e che dice per terra, per mar, San Marco! Io sono Giovanni dalla Valle, sono quello che chiamano l'ambasciatore perché ho organizzato tutte le relazioni internazionali, specialmente con la Scozia, con lo Scottish National Party di cui sono un membro. Questa vittoria è anche una vittoria per l'indipendentismo, nel senso che negli ultimi 2 anni è cambiato moltissimo, abbiamo imparato moltissimo dal modello scozzese, che è un modello di una ricerca di identità e di affermazione di identità non solo socioculturale ma anche socio-economica, sociale. Ci sono 1.250.000 anziani sopra i 65 anni e noi altri dobbiamo aiutare quei che non sono più buoni di tirare avanti, perché questo è nostro padre e nostra madre. E mi sono stato emigrato e sono ancora emigrato per 22 anni a causa di una classe di incompetenti, dei nepotisti e dei mafiosi. E quando chi mi dice ma no, adesso perché diventiamo indipendenti perdoniamo tutti, li perdoniamo un par di baie. Noi altri siamo quelli che hanno visto emigrare. E se qui rabbia, che è una rabbia santa che mi fa andare avanti, va bene? Adesso è importante che noi altri abbiamo ottimi rapporti con tutti i movimenti indipendentisti in Europa e che andiamo avanti su sta strada. Oggi pomeriggio ho informato Alex Salmon di quello che sta succedendo, è stato il primo che ha informato, e adesso stiamo intessendo rapporti internazionali anche con le altre nazioni. Vi comunico che la dichiarazione di indipendenza è pronta in italiano, è pronta in inglese e presto sarà pronta anche in veneto. Buonasera Treviso, soddisfatti? Vittoria! Vittoria! Spero che ci sia la consapevolezza, anzi ne sono convinto, che questa è la prima pacifica rivoluzione dell'Europa occidentale. Noi siamo stati in Scozia, siamo stati in Catalogna e nessuno poteva pensare tra loro che noi avremmo fatto referendum prima di loro e prima di loro l'avremmo vinto. Indipendenza! 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 Non è un caso se questa freccia viene scoccata da Treviso. Treviso, una città che è sempre stata in prima linea, che è sempre stata una città di innovazione nelle arti, nell'industria, nel sapere. Questa non è una rivoluzione di persone ignoranti, di persone rozze. Questa è una rivoluzione orizzontale, è una rivoluzione digitale.
Indipendenza! Adesso noi continueremo. Questa è solo il primo passo di una marcia che è stata avviata e nessuno ci può più fermare. Quelli che hanno detto non avete i numeri, quelli che hanno detto che stiamo imbrogliando, quelli che non hanno fatto comunicazione, a questi noi diciamo: non siete nella situazione di dettarci nessuna condizione. Adesso siamo noi dalla parte di Napoleone, che arrivò con 80.000 uomini davanti a Venezia e ci disse: non potete dettare nessuna condizione. Adesso noi siamo tornati, noi nel 2014 lo diciamo: libertà, libertà, avanti, avanti! Libertà! Libertà, 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 libertà. Vi rivolgo un ultimo saluto da una persona che il 26 novembre del 2006 cadde nella laguna veneta, nell'unico punto profondo 7 metri, quando tutta la laguna è profonda 20 centimetri. Lui è con noi, ci sta ascoltando, ci protegge e vi saluta tutti. Giorgio Panto. Voi non avete idea di quello che si vede da qua. Voi non lo sapete, voi non avete idea. Di me penso si ricordino in pochi che più di un anno fa io ho fatto 5 giorni di digiuno perché volevo che la stampa ne parlasse, perché volevo che i veneti venissero a sapere che avevano una possibilità. Non l'avete fatto, non l'avete fatto neanche adesso, però i veneti se lo sono presi ed è dopo un anno che finalmente mi do a pancia piena, se adesso che mi sono soddisfatta, che vi vedo qua, che sapete che aveva possibilità, che adesso è il vostro momento. Grazie, 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 grazie! Allo, allo, allo. No, allora, nuovo discorso. Dobbiamo parlare nelle serate in sto mese qua, perché sostanzialmente esiste un mese dove siamo partiti, ve lo dico, siamo partiti in 40 persone, in 50 persone e anche a quei 50 persone fuori che me noi che credeva se abbiamo visti i suoi già erano da sparare, ma che mortà che tirare stesso e tutti a guardare, già tutti fuori dalla Vanesa a guardare sti pori disgraziati che diceva di fare il referendum per l'indipendenza e tutti aspettavano che cascassimo. Non che muoiamo, non si da muoiare tosi, mai, mia vita non si da muoiare, neanche sul lavoro, sullo studio. Ricordate, vi lo dico sempre questo, se metti una bandiera su Marte, non sa più dove andare, avevi messo l'ultima bandiera, dove arriva l'umanità. Ecco, nati che abbiamo messo la bandiera sul referendum, signori, lo abbiamo festo. Non siamo di parlare di indipendenza, l'abbiamo festa. C'è questo discorso. E adesso tutti i politici veneti, tutti qui che ciacquea, che parla, non può più fare niente, possiamo venire trio. Tutti quanti. La prima parte l'abbiamo festa. E si ottenere quella legittimità che ne dà il diritto internazionale, che ne dà il diritto naturale, e se quella di poter esercitare la nostra sovranità. Adesso sì che siamo un popolo legittimo e lo abbiamo con questo referendum, e questo è uno. E adesso abbiamo la seconda fase, pareceve però, pareceve signori.
La seconda fase è l'esercizio della sovranità. E vabbè che esercitare non è solo mettere fuori una tabella così, fa dire sono un uomo libero. Cavarsi le caene non vuol dire essere un uomo libero, perché un uomo ciao può essere senza caene, ma ha la testa da ciao. Abbiamo da esercitarla la nostra libertà, signori, ogni dì, e per esercitare la libertà io ho il coraggio. Diffidenti di politici, noi italiani solo, ma veneti, i nostri nemici sono qua in Veneto, e si chiama politici veneti. La libertà la abbiamo in mano ormai, ma che vuoi coraggio adesso, gli italiani si squaiga, qua le paia tosi, e proverà a tenere l'osso qui dentro, proverà a tenerlo, basta tirare un fiato e dopo i moi casca per terra, ricordevelo. E io il coraggio però, dobbiamo essere tutti solidali, dobbiamo dimostrare che col porta a porta dobbiamo bypassare i mezzi di comunicazione di massa dello Stato italiano. E che vuoi? E che dovete venire loro qua a filmarne, non interessa, non abbiamo più neanche bisogno di loro, facciamo il porta a porta, abbiamo la rete in mano signori, la rete! Non siamo Dio fare una rivolta, non siamo contadini coi forconi in altri, siamo Dio fare una rivoluzione, e la rivoluzione si fa con la testa e col coraggio. Bravo! Ciao Treviso, ciao Veneto, devo che sentire qua a tutto il Veneto il grido della libertà che da oggi cominceremo veramente a esercitare. Fammi sentire, San Marco! Per chi non mi conosce, sono Andrea, sono uno dei responsabili della liberazione di Piazza San Marco del 97 e devo dirvi che mi sono commosso oggi, in questa settimana mi sono emozionato e stasera mi sono commosso a vedere quanta gente che ha votato e quanta gente che è stasera qua in piazza a portare le proprie speranze, la propria voglia di libertà e di indipendenza. E adesso mi sono qua intanto un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori che ha fatto sì finalmente dopo 148 anni che il popolo veneto possa aver deciso, scegliere quello che vuole fare, ma soprattutto un ringraziamento a tutti quelli che hanno votato. Ai numeri sentiremo dopo più tardi quanti siete, ma dalle voci sembra che siano veramente tanti. Un ringraziamento a voi altri, a tutti quanti quelli che si è dato da fare qui, soprattutto che ha votato. Però rendiamoci conto che da domani il lavoro sarà ancora molto più duro e soprattutto dobbiamo rendersi conto, dobbiamo essere consapevoli di farsi sulle mani che tutti quanti non abbiamo più da delegare nessun altro, nessun politico, nessuno che ne aveva a dire no che pensiamo noi altri, state tranquilli, non abbiamo da smentegarsi il fatto che io ho votato, ho dato il voto uno o all'altro e io la mia parte l'ho fatta. No, abbiamo da farla tutti i giorni, abbiamo da lavorare sia in campo politico, sia in campo sociale, in qualsiasi campo economico. Se vogliamo veramente creare e far nascere la Repubblica Veneta che noi altri volemo e che la sia sicuramente diversa da questa Italia. Perché ricordiamoci che è il nostro diritto, è un diritto fondamentale di ogni popolo essere libero e avere la possibilità di scegliere il proprio futuro. Grazie ancora a tutti quanti e viva San Marco! Adesso è un momento particolare per me. Da Manuel Carraro e Selena Veronese ho ricevuto l'onore oggi di presentare un grande, di presentare colui che più di 30 anni fa ha cominciato a parlare di popolo veneto e di indipendenza. È lui che ha cominciato, lui ha scelto noi, plebiscito.eu, come testimoni del suo percorso che lui ha iniziato 30 anni fa. Ora è qui con noi, unendo un arco temporale e coronando il suo sogno che è il sogno di tutti noi. Franco Rocchetta!
Partera, Partera, Parmar, Partera, Parmar, Samarco, Partera, Parmar, Samarco. Grazie. Sono stato stamattina qua dentro, sta brutta copia del Palazzo dei 300, in del cuore di Treviso, sono stato con gli amici Gianfranco e Manuel dentro la prefettura. La Tana è il canale di rappresentanza del Stato italiano. E ora sapevo che fra poco si vuol far festa per la prima guerra mondiale, la guerra dell'Italia contro i Veneti, vuol far festa per i 100 anni della prima guerra mondiale, la guerra di Fiat contro i Veneti. Ma, e lo sapevi tutti però, la guerra finisse nel 1918, e sono gli americani e inglesi a farla finire, noi soldati con divisa italiana. Perché mio nonno, i vostri nonni, i nostri vecchi, i gadoparai come bestie mandai al Masseo per fare affari da Fiat. Perché a Fiat ha impegnato tutti i soschei, pochi e robai, per moltiplicare i soschei, robai, farli diventare dei P, producendo mezzi per la guerra e provocando il colpo di Stato del 1915, perché il 24 maggio l'infamia e la vergogna dell'Italia è determinata da un colpo di Stato organizzato dalla Fiat e dal Re. Lo stesso Stato che continua oggi è lo stesso Stato che se continua ancora con le stesse strutture, con la stessa mentalità centralista, con un Presidente del Consiglio che si chiama Matteo Renzi, che vuol cavarne l'autonomia, se gana strasa di autonomia. Benigni, come si chiama Benigni? Raimondo? Roberto Benigni, e viene a dirne che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. La Costituzione italiana è la vergogna dell'Europa. Perché la Costituzione italiana è la Costituzione che sancisce la discriminazione fra veneti e altri popoli, fra toscani e siciliani, fra tiroesi e veneti. E allora si ha dei politici mediocri che vuol tor le fregoe da toia de Bolzano o de Trento. Niente che va a cavare i nostri fardei de Trento e de Bolzano, niente. Però i diritti di Bolzano e di Trento, i nostri diritti, perché i diritti del popolo veneto da 4.000 anni su sta terra, lavorando onestamente su sta terra, contando con il nostro suor, i nostri diritti, neanche per una ongia c'è da manco dei diritti dei tiroesi. E allora, mi voglio ringraziare Mario, il Disa e Franco, 30 anni, ma lui c'è 30 anni, perché la prima volta che mi venisse la polizia e i carabinieri, adesso ne fa fare la festa per i 200 anni dei carabinieri. Pensai cosa che vuol dire 200 anni? Forze di repressione dello Stato piemontese. E lo Stato piemontese che si continua travestito in travestì, chiamandosi Stato italiano, Regno d'Italia, Repubblica Sociale Italiana, Repubblica Italiana. Lo Stato piemontese, lo Stato italiano è lo Stato che in territori dove che con San Marco per più di 1000 anni se avevi visto fra fardei, albanesi, greghi, sciavoni, il Piemonte nel 1820 ha mandato i propri agenti in Dalmazia per somenare l'odio, per somenare la lebbra del nazionalismo. Allora chi che ricorda giustamente quel che è capitato ai nostri fardei di Istria e di Dalmazia negli anni, alla fine degli anni 40,
quando chi scalpea il Leon de San Marco, ma domandiamo se perché scoia in nasconde, perché anche a Corfù, dove che non c'era comunisti, anche a Corfù, dove che non c'era slavi, perché anche a Corfù, dopo la seconda guerra mondiale, i ga scalpea il Leon de San Marco, i ga cavai, perché il Stato italiano, un Stato parassitario, un Stato che nasce fallimentare, che si fa inventare ancora adesso, perché sempre lo Stato italiano è stato violento, menzognero, stupratore, sodomizzatore, parassitario e fallimentare. Fin dal primo momento lo Stato italiano è fallimentare. Lo Stato italiano deve cercare di rubare il Leon de San Marco, deve metterlo a fianco all'aguia fascista. Una biastema che ha comportato la reazione dei nostri fratelli di Corfù, che si arriva a scalpeare da rabbia. Allora, tutti noi altri si è avuto pare nonno, barba, fratelli, che ha combattuto Italia per l'Italia, a me marità, grazie ai preti che mi ha marità in lingua veneta. Però fu una chiesa dove che si ricordai i morti del paese e i tedesi che sti qua morti per fare più grande l'Italia, no? Non siamo morti per fare più grande l'Italia, morti perché l'Italia gli mandai a morire. E se sei stufi di morire per l'Italia. Perché, perché conoscete tutti la sequenza dei suicidi a un tiro di pietra da qua, in tutto il Trevisan, in tutto il Veneto, anche fuori dal Veneto, in altri territori della Repubblica Veneta. Scusami, ma quando si dorme dopo viene anche... Veneto! Libero! Veneto! Libero! Veneto! Libero! Le catene dei suicidi, siccome credo la 7, un giornalista di A7, un tosetto di A7, di buona volontà ma di scarsissima informazione, mi ha intervistato ieri a Silea, dove che il sindaco Silvano Piazza ha messo a disposizione per la nostra libertà, per la libertà di tutti, per la democrazia, la biblioteca del comune, la biblioteca Piovega. Dove che si può votare a seconda dell'informazione, a seconda dell'emozione, a seconda di quel che si sa, a seconda di quel che tanti viene condizionati a pensare sì o anche no. Sta qua si chiama democrazia. Adesso la posso in scarsea, fuori acqua, ma da sta banda di qua. Grazie. E allora mi domanda, mica dico, certo, ma dice, ma perché voi veneti volete staccarvi? Perché volete rompere la nazione? Qua nazione veneta sì, nazione italiana non esiste. La nazione italiana non esiste, esiste uno spazio europeo che si chiama Italia, ma che fa una fisarmonica. 2500 anni fa era limitata a Calabria, a un certo momento si arriva a comprendere anche la Svizzera, la Baviera, e allora non esiste un'Italia, un confine italiano, esiste uno spazio generico chiama Italia, come che esiste uno spazio generico chiama Europa, come esiste uno spazio generico chiama Caucasus o Balcani, ma qualsiasi tentativo di creare una finta nazione balcanica è condannato, destinato al fallimento. Il tentativo contro natura, scomissiato dal maestro di Mussolini e di Hitler, Napoleone Bonaparte, il tentativo di costruire un Stato italiano partito da Napoleone Bonaparte e se fa io, e di guerra in guerra, sapete come che si finì Napoleone? Ma Napoleone si va a marità, ma i 30.000 morti
i 30.000 veneti morti in Russia con la bandiera bianca, rossa e verde di Napoleone. Qui ne fate smentegare? Perché non si sa? Perché non ha un monumento? 30.000. Se vuoi altri andare a München, a Monaco, per la birra o per le tose o per le alte buone o per le montagne. Se vuoi altri andare a Monaco, ne è un obelisco che ricorda i 30.000 morti bavaresi per la follia di Napoleone. Ma qua il grande Stato italiano, dal quale da 148 anni segue la fiumi de schei, non ne ha mai permesso di fare un monumento ai nostri morti per colpa di Napoleone. Però i cava i nostri Lion come a Montagnana per mettere la statua di un re Becker, di un re assassino. Vittorio Emanuele II è un re assassino, è la vergogna dei nostri sindaci. La vergogna dei nostri sindaci che mantiene ancora vergogne del genere, che ne fa ignorare di essere veneti, che ne fa ignorare di avere gli stessi diritti che i svedesi, i svizzeri, qualsiasi altro popolo. Ma mi pare che sia anche tempo, è il tempo di ascoltare un'altra voce, perché mi sono senza voce. Se mi permettevo di darvi il brinca voce a Gianluca, perché ho saputo tutti che mi per 20 anni non ho più fatto politica, perché il disgusto è stato così grande, ho rinunciato a tutto, ma per non vendermi. E se da 6 mesi sono fuori tutte le mattine al mercato e tutte le sere sul Grappa, in Poesine, in montagna, nel Varonese, dappertutto, e sei pastitosi e pastetose qua. Grazie Gianni. Grazie Franco. Allora, che sì.